Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Maria è radicalmente diversa da noi peccatori perché tutta santa, tutta pura. È l'ideale cristiano il segno della vita vera. Di conseguenza il popolo percepisce in modo istintivo la santità di Maria e per questo la prega e la contempla. Questa convinzione si riassume nelle parole Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. In Maria, noi cristiani, esaltiamo Dio che ha trovato in lei una creatura piena di accoglienza. Ha incontrato un sì incondizionato, rendendo la sua esistenza luminosa anche se vissuta nell'umiltà e nel dolore. Oggi ci accompagna la testimonianza di Maria Mazzarello, che da giovane ragazza affidata a Maria ha vissuto l'ora della potatura come un tempo di grazia. Nel 1860 in Mornese ci fu una grande epidemia di tifo. In una famiglia sono colpiti tutti, padre, madre, 4 figli, di cui 2 in fin di vita. Don Domenico Pestarino, un giovane prete mornese, va a una casa di parenti, Mazzarello pure loro. Chiama Maria, 23 anni, e le dice: «C'è da fare una grande opera di carità. In casa di tuo zio sono tutti ammalati di tifo. Hanno bisogno di una come te per non morire. Te la senti?» Maria ha paura, ma è una cristiana sul serio, e risponde: «Se lei vuole io vado, ma sono sicura di prendermi la malattia». Maria è una ragazza forte, robusta, non ha mai contato le ore di lavoro e di fatica. L'ordine e la pulizia tornano rapidamente in quella casa di malati, insieme al cibo caldo. La salute che torna per tutti, anche per i moribondi, sembra un miracolo. Ma i miracoli spesso si pagano e Maria, sfinita dal gran lavoro, è colpita anche lei dalla malattia in maniera violentissima. Non ha nemmeno il tempo di tornare a casa. Mentre la febbre la scuote di brividi, dal suo lettuccio mormora: «Non ho più bisogno di niente, solo che Dio venga a prendermi». È una malattia gravissima e lunga, si ammala il giorno dell'Assunta, 1860, e può alzarsi soltanto il 7 ottobre, dopo 52 giorni di letto. Passò l'inverno, sorrise la primavera, ma il colorito delle guance non tornò sul volto di Maria e le braccia più non vollero usare la zappa, più non si prestarono al lavoro dei campi. Gli operai non ebbero più nulla a temere dalla sua laboriosità. Se il volere era sempre desto, le forze non lo secondavano più e Maria doveva rinunciare alla campagna, che pure le era sì cara. Se quello era il volere di Dio, lei avrebbe accettato le sue disposizioni di gran voglia. Maria si abbandona a Lui in un fiducioso gesto di affidamento. «Oh Signore, se mi date ancora un po' di vita, fate che io sia dimenticata da tutti. Io sono contenta di essere ricordata solo da voi». Il Signore ascolta la sua preghiera e la trova preparata per la nuova missione. Il forte tralcio della sua vita, spezzato, torna a vivere con la fiducia riposta solo in Dio. Maria Mazzarello, Main, decide di imparare il lavoro di sarta, in modo di poter aprire un piccolo laboratorio per le ragazze di Mornese. Una potatura che darà il suo frutto. Quando passa un uragano lascia il segno. Non può più essere come prima, eppure Dio promette una vita nuova e feconda. Maria Mazzarello si è affidata e tutto è fiorito. Impegno. Viviamo nella fede le prove fisiche o morali che stiamo vivendo. Atto di affidamento. O Maria Ausiliatrice, come il nostro padre Don Bosco fece con i ragazzi
dell'oratorio di Valdocco, in occasione del colera anche noi, in un mondo colpito dall'epidemia del coronavirus, vogliamo come famiglia salesiana esprimere il nostro filiale affidamento al tuo cuore di madre. Consola gli ammalati e le loro famiglie. Sostieni i medici e gli operatori sanitari. Aiuta tutti i membri della società e i governanti. Accogli tutti coloro che sono morti a causa di questa epidemia. E soprattutto rinnova in ciascuno di noi e nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la fede nel tuo Figlio Gesù, morto e risorto. Facendo nostre le parole di Don Bosco, ti diciamo: O Maria, Vergine potente, tu, grande e illustre presidio della Chiesa, tu, aiuto meraviglioso dei cristiani, tu, terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo. Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen.